Amici di Directa Sport, siamo tornati ancora a un appuntamento con le finali territoriali FIPAV Cagliari 2022. Oggi a Ussana si gioca per il titolo provinciale Under 18 femminile. In campo l'Alfieri Aio Energia di Cagliari e la Pallavolo Sublano. Si contenderanno tra pochi istanti il titolo Under 18 femminile. Alfieri con la prima squadra in Serie B2 femminile, che vi abbiamo raccontato le gare casalinghe anche in questa stagione su Directa Sport. Sublano la prima squadra invece è in Serie C femminile. Oggi si gioca per il titolo giovanile con l'Alfieri che ha a disposizione con la maglia numero 1 Valentina Mudu, maglia numero 4 per Sofia Soro, maglia numero 5 per Giulia Serra, maglia numero 7 per il libero Annusai, maglia numero 8 per Virginia Martins De Barros, maglia numero 9 per Caterina Baroni, maglia numero 10 per Flavia Mercanti, maglia numero 11 per Rossella Pitalis, maglia numero 13 per Francesca Mudu, maglia numero 14 per Vanessa Giangrasso, numero 18 Isabel Rosa Ganzerli, maglia numero 21 per Elisa Liziardi, maglia numero 45 per il secondo libero Greta Vite. L'altra parte Sublano, numero 2 Marica Mainas, numero 6 Margherita Manconi, numero 7 Ludovica Serra, capitano il libero, maglia numero 9 per Valentina Ungari, 11 Sofia Corda, 12 Beatrice Boi, 16 Elena Mura, 17 Julie Marie Ollecker, numero 19 per Marta Serra, numero 22 per Carlotta Garau, numero 23 per Giulia Pandori, 24 Aurora Lecis, 28 Elena Ungari, 41 Elisa Spada. Allenatori Alfieri Andrea Loi, Nicola Abis invece per Sublano, che darà il via alla sfida con il primo servizio. Le mani di Elisa Spada. Ricezione di Giulia Serra, poi il pallone è alzato per Liziardi, alzata per il tentativo sotto rete di Ollecker, si prova ancora Liziardi, schiacciata con deviazione del muro. Il primo punto della finale territoriale 2022 Under 18 femminile è dell'Alfieri, completo bianco per la squadra capitanata da Giulia Serra, Caterina Baroni con il libero Annusai, Elisa Liziardi. Arriva il primo punto anche per Sublano. Giangrasso e Ganzerli completano lo starting six dell'Alfieri in questo momento. Panchina c'è anche Sofia Soro, le rotazioni iniziali. In questo momento in campo c'è il libero per quanto riguarda l'Alfieri. Secondo servizio ben battuto da Pandori, qui c'è stato un tocco della rete, punto che va nuovamente a Sublano, ancora con Pandori, Spada, il libero Mainas, Ollecker. Quanto riguarda lo starting six scelto da Abis, errore al servizio, nuova parità sul 2-2. Garau e Mura completano le scelte iniziali di Sublano. C'è anche Margherita Manconi con la maglia numero 6, attacca proprio lei, palla sul nastro, non c'è stato un tocco del muro dell'Alfieri. Allora è quarto tocco per Sublano, 3-2 invece per la formazione cagliaritana, che va al servizio con Elisa Liziardi. Ancora in campo il libero per l'Alfieri, qui va troppo lunga Elisa Liziardi, altro errore al servizio. Parità a quota 3 per le due squadre. A sentire il pubblico, palla alzata per Giulia Serra, che va contro la formazione cagliaritana. Sublano torna avanti. Ollecker alla battuta,
qualche problema forse con la rete colpita in precedenza da Giulia Serra. Ecco che si interrompe qui a Ussana, giusto il tempo di risistemare. Starting six adesso in campo senza libero per quanto riguarda Sublanu. Qui grande Bagher, grande salvataggio, poi Lecker, Bagher riesce a mandarla dall'altra parte, palla alzata per il tentativo centrale di Giangrasso, buona l'alzata, meno precisa la schiacciata. Sublanu trova il +2 adesso sul 5-3. Lecker, ricezione molto vicina alla rete, poi con il pallone poi ha toccato l'asticella, comunque infrazione fiscata contro l'Alfieri, adesso sotto 6-3 e altro servizio per Lecker. Palla alzata per Giulia Serra, il tentativo sotto rete da parte della numero 5, poi mette giù il pallone molto bene Margherita Manconi, fugge sul 7-3 Sublanu. Andrea Loi chiama il primo time out della partita. Nuovamente in campo, in diretta su Directa Sport per la finale territoriale Under 18 femminile qui da Ussana. Sublanu avanti 7-3. Questo inizio primo set, ancora Lecker al servizio per la formazione allenata da Nicola Abis, ricezione di Serra, ancora palla molto vicina alla rete, alla fine Serra riesce a mandarla dall'altra parte solo con un Bagher, poi al primo tocco, dopo il time out, l'Alfieri torna a muovere il tabellone, torna a fare i punti. 7-4, servizio adesso per Vanessa Giangrasso, in campo c'è anche Sofia Soro, rimasta inizialmente in panchina per lasciare spazio al libero. Lei e Giulia Serra però sono i due titolari in B2 femminile. Qui salvataggio quasi miracoloso alla fine è Giulia Serra ad andare dall'altra parte con un palleggio velenosissimo che si trasforma in punto. 2-0 di parziale dopo il time out, 2 punti firmati da Giulia Serra. Ancora Giangrasso al servizio, attacco di Manconi con palla che cade a terra, non è riuscita nel salvataggio Licciardi, torna sul +3 Sublanu, ha iniziato molto bene questa finale. Adesso Elena Mura alla battuta, ricezione di Usai, poi palla alzata per Serra, gran schiacciata di mano sinistra. 8-6, inizio che torna nella metà campo dell'Alfieri. Ganzerli adesso per l'Alfieri, posizione di Mainas, poi l'alzata per Spada, grande salvataggio in Bagher per Ganzerli, alla fine Licciardi non rischia, va dall'altra parte con un semplice Bagher, fa la stessa cosa Spada, palla alzata ancora per Serra, stavolta sceglie il pallonetto. 8-7, Sublanu torna a contatto, -1.
con quest'altro punto dell'Alfieri. Ancora l'alzata per Spada, dall'altra parte si cerca sempre Giulia Serra, protagonista della rimonta Alfieri. Era sotto 7-3 prima del time out chiamato da Andrea Loi, adesso è parità quota 8. Ancora con Ganzerli al servizio. In ricezione tutt'altro che perfetta da parte di Carlotta Garau. Rimonta completata, adesso anche sorpasso per l'Alfieri, avanti 8-9. Questo primo set. Molto meglio Garau in ricezione, poi il salvataggio di Ganzerli, si va dalla solita Serra, altro pallonetto, la legge bene Spada, ma non basta. Doppia cifra per l'Alfieri, era sotto di 4, adesso avanti di 2. Salva Sublanu in questa situazione, stavolta l'alzata è per Sofia Soro, letale come sempre sotto rete da posizione centrale. Mette prima firma il primo punto della finale Under 18 femminile. Adesso il time out lo chiama Sublanu. Il punteggio era 7-3 prima del timeout chiamato dell'Alfieri, 11-8 invece adesso proprio per la formazione caglieritana, che è costretto al timeout. Formazione allenata da Nicola Abis, timeout che però non porta subito un punto. Anzi, adesso è l'Alfieri ad andare sul +4, massimo vantaggio per la formazione caglieritana. Isabel Rosa Ganzerli, l'ennesimo servizio di questa sua partita. Manconi, poi la solita palla alzata per Serra, ancora il tentativo di mano sinistra. Migliore in campo in questo momento Giulia Serra, la firma su un altro punto per l'Alfieri. Nuovo servizio per Ganzerli, classe 2007, una delle più giovani quanto riguarda l'Alfieri. Dopo tante battute arriva anche il suo primo errore, riporta il servizio nella metà campo di Sublanu, sotto di 4. Manconi alla battuta, ricezione di Serra, poi Usaglia l'alza in Bagher, gran schiacciata di mano sinistra. 14-9, ancora protagonista Giulia Serra per il B2 femminile, da quest'anno fa la palleggiatrice, primo anno da palleggiatrice per lei. Per quanto riguarda la prima squadra, l'ha spesso sottolineato nelle nostre interviste post partita, invece con la formazione giovanile la vediamo vesti di schiacciatrice. Per il momento tanti punti portano la sua firma, qui l'attacco invece di Sofia Soro, poi dall'altra parte buona ricezione di Giulia Serra, l'attacco stavolta di Elisa Licciardi con la deviazione del nastro, risposta di Carlotta Garau, torna ancora a muovere il tabellone, prova a restare a contatto Sublanu, 10-4, tanta sofferenza però dopo un ottimo inizio di primo set.
per la formazione allenata da Nicolabis. Adesso con Giulia Pandori al servizio, ancora l'alzata per Soro, poi anche a Muro si fa sentire la centrale in maglia numero 4. Va Garau con un bagger alla fine dall'altra parte, altra alzata per Soro con il pallone che poi non viene salvato da Sublanu, anzi la palla passa sotto la rete per tornare nella metà campo dell'Alfieri. A questo punto cerca la prima fuga sul 15-10. Adesso al servizio proprio Soro, palla alzata per Garau, out, quindi sul +6 adesso. Nuovo servizio della partita per Sofia Soro, poi palla alzata per il tentativo sotto rete di Ollecker. Il Ciardi dall'altra parte toglie di sorpresa la difesa di Sublanu. 17-10, blackout pericoloso per la squadra di Nicolabis, non se la sente per il momento di chiamare il suo secondo timeout del set. Ancora Soro, lunga rincorsa per il suo servizio, poi palla alzata per l'attacco di Garau. Torna a mettere giù un altro punto per Sublanu con la reazione. Squadra Nicolabis, Elisa Spada al servizio adesso, Giulia Serra, poi alzata non proprio perfetta da parte di Baroni, la Fieri va comunque dall'altra parte, murata al tentativo di schiacciata di Garau che può riprovarci, no, perché lì sotto rete Baroni la mette giù. 18-11, nuovo cambio punto con l'Alfieri che torna sul +7, manda proprio Caterina Baroni alla battuta. Adesso la chiamata Mainas, anticipata però da una compagna, ha facilitato l'attacco sotto rete di Vanessa Giangrasso. – 19-11 adesso per l'Alfieri, in fuga sul +8. Adesso sì che chiama il suo secondo timeout Nicolabis. Vediamo un'altra pausa anche noi. Si torna a giocare il palazzetto comunale di Ussana, finale territoriale del FIPAV Cagliari Under 18 femminile. Alfieri avanti nel primo set 19-11, stretto a chiamare il suo secondo timeout. Abis qui, grande salvataggio di Baroni, poi incidente in casa Alfieri che però permette comunque la squadra allenata ad Andrea Loi di trovare il punto numero 20, nuovo massimo vantaggio sul +9 con Caterina Baroni ancora alla battuta. Ancora Garau, altro punto per Sublanu, -8 adesso
per la squadra che ha battuto l'Aquila Cagliari per quanto riguarda le semifinali. 3-2 in casa nella semifinale d'andata, 3-1 qui, errore invece al servizio per Garau, nuovo cambio punto, 21-12 e altro più 9 con Elisa Licciardi al servizio. Dicevamo Sublano che ha battuto l'Aquila Cagliari nella semifinale al tie break la gara d'andata, 3-1 invece la gara di ritorno. Il netto, il successo dell'Alfieri che qui subisce il punto di Sublano, 21-13 adesso il punteggio nel primo set. L'Alfieri in semifinale ha battuto in 3 set sia all'andata che al ritorno l'Airone di Settimo San Pietro. Lecker al servizio, Usai con Baroni e alla fine Giangrasso che la manda dall'altra parte, può attaccare Manconi. Serra anticipa il suo libero, poi la palla è alzata proprio per Serra, va lunga con la mano sinistra. Non c'è nessuna giocatrice di Sublano sul fondo del campo. Punto numero 22 per l'Alfieri che trova ancora il più 9. Adesso va con Vanessa Giangrasso alla battuta, forse anche un cambio in casa Sublano. Il primo cambio sarebbe della partita. Palla alzata per Manconi, tenta ricezione Licciardi, palla alzata per Ganzerli. Rau non riesce a salvare in bugger, Alfieri che vola sul più 10, 23-13. Eccolo qui il cambio. Fuori con la maglia numero 16 Elena Mura, dentro con la maglia numero 9 Valentina Ungari. Tutto variato invece per quanto riguarda l'Alfieri. Prima di ripartire, aspettare che da parte degli arbitri, adesso forse anche delucidazioni sulle formazioni in casa Sublano. Può ripartire con Vanessa Giangrasso, sempre lei al servizio. Garau, poi proprio Ungari chiamata al bugger, grande palla alzata per Sofia Soro. 24-13, set point per l'Alfieri. Ne ha 11 a disposizione per poter andare sull'1-0. No. Il punto è stato dato a Sublano, forse posizionamento della formazione dell'Alfieri con le rotazioni che è costato il punto che aveva valso il set point. Poi ne arriva subito un altro per Sublano, adesso rientra, anche se ci sono 8 punti di margine per la squadra allenata da Andrea Loi. Molto un po' di sorpresa da questo cambio punto. Valentina Ungari, 2008, anche lei una delle più giovani che sta prendendo parte a questa finale. Volta è buono il punto firmato da Sofia Soro, set point in arrivo adesso sì per l'Alfieri, 9 a disposizione per andare sul 1-0. Palla alzata per Spada, grande salvataggio in tuffo di Licciardi, poi Serra per chiuderla. La chiude Giulia Serra, forse la migliore di questo primo set, che vede l'Alfieri andare avanti 1-0.
ci fermiamo anche noi, poi torniamo in diretta da Ussana. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Siamo tornati in diretta, avanti l'Alfieri 1-0, 25-15, si è chiuso il primo set. Sublano aveva iniziato bene, parziale di 7-3, poi dopo il time out chiamato da Andrea Loi, Sublano è riuscita a mettere giù solamente 8 punti, sono arrivati 22 invece da parte dell'Alfieri. Andata sull'1-0, non ci sembra di vedere cambi quanto riguarda le scelte iniziali sia di Andrea Loi che di Nicola Abis. Si riprende con il servizio e l'ace di Caterina Baroni, con lei ci sono Giulia Serra, Vanessa Giangrasso, Elisa Licciardi, Isabel Rosa Ganzerli, con il libero Annusai, panchina, ma nelle rotazioni c'è Sofia Soro, qui Usai non perfetta, poi vanno in tre su questo pallone, alla fine Licciardi che lo manda dall'altra parte in bugger, l'attacco sotto rete di Ollecker che con Mura Manconi, mentre arriva anche il secondo punto per l'Alfieri. Lecker, Mura, Manconi, Garau, Spada, Pandori in questo momento in panchina perché in campo c'è il libero Mainas. Invece le 6 per Sublano, le 6 più libero.
Qui palla alzata molto vicino alla rete, l'aspetta lì Mura che poi la alza per Locker, poi l'attacco vincente di Vanessa Giangrasso. Alfieri inizia forte il secondo set, mette giù i primi 3 punti in questo secondo parziale. Ricezione di Mainas, poi è Garau che deve andare dall'altra parte con un bugger, ricezione di Serra, palla alzata ancora sotto rete da Giangrasso, l'aspetta lì il muro di Sublanu che fa una gran cosa per trovare il primo punto di questo secondo set. Elisa Spada al servizio. L'alzata non perfetta per quanto riguarda l'Alfieri, molto vicina alla rete, coglie un po' di sorpresa anche la schiacciatrice. Secondo punto su questo errore per Sublanu, ancora con Elisa Spada alla battuta. Eccezione di Serra in bugger, poi Baroni, fine Licciardi. Palla alzata però Locker va lunga per superare il muro. Attenta alla difesa dell'Alfieri che attacca con Gantelli e torna a mettere punti nel tabellone. 4-2. Licciardi al servizio, ricezione di Garau che poi prova ad attaccare, semplice palleggio a 2 mani, possibilità allora per un altro tentativo da posizione centrale per Giangrasso, poi bugger di Licciardi, ci prova Giulia Serra, il muro non riesce a respingere. 5-2, l'Alfieri che ritrova il +3. Aiutata dal nastro Licciardi, salva Sublanu che prova ad attaccare la seconda linea con Spada. Baroni, l'alzata per Ganzerli, mette giù un grande punto, quello del 6-2. Ma ancora un lungolinea. Coglie di sorpresa squadra allenata da Abis. Licciardi al servizio, va lunga ma in campo, ace. 7-2, lasciata passare la difesa di Sublanu, aveva battezzata fuori, lentamente dentro invece. Licciardi stavolta corta, bugger che rimanda subito il pallone a metà campo dell'Alfieri, attacco di Giangrasso sotto rete che poi qui mura il tentativo, ci riprova ancora Garau, altro muro, adesso Garau bugger lungo, attenta Licciardi, Baroni la alza per la solita Giangrasso, deviazione del muro, palla ancora viva, bello lo scambio adesso tra le due squadre, con l'Alfieri che si complica un po' la vita su questo pallone velenoso ributtato lì da Sublanu. Trova il terzo punto del secondo set. Garau al servizio, Usai buona la ricezione, l'alzata stavolta è per Serra che nel primo set da quella posizione aveva fatto malissimo a Sublanu. Torna lì a sinistra, schiaccia, trova anche il +5 adesso per l'Alfieri.
fuori libero Usai, dentro Sofia Soro. Adesso per l'Alfieri, campo con il libero invece Sublano, ricezione proprio di Mainas, poi l'alzata è per Manconi, Baroni, attacco portato da Ganzerli, direzione del muro, poi Manconi aiutata dal nastro, trova il punto numero 4, grande attacco di Sublano, prova a restare a contatto in questo secondo set. Servizio di Locker, poi Bagher dall'altra parte, in maniera fortunosa l'Alfieri trova anche il punto numero 9. Ancora Ganzerli al servizio, poi palla buttata sul nastro, schiacciata sul nastro da Manconi. Altro punto per l'Alfieri, resta sempre al servizio con Isabel Ganzerli. Trova adesso il +6. Ace, anche perché c'è stata una deviazione da parte della difesa di Sublano sul servizio che era finito a terra molto vicino alla linea. 11-4, Sublano fa il cambio, fuori Margherita Manconi, dentro Beatrice Boi. Altro servizio di Ganzerli che sfiora un altro ace, trova un altro ace, 12-4, adesso il punteggio. Eccezione di Garau, poi attacca proprio la nuova entrata Boi che sfiora e trova anzi il primo punto della sua partita. Quinto punto per Sublano nel corso di questo secondo set. Però complicato finora. Questo secondo set per Sublano ha iniziato molto bene la partita. 7-3 per iniziare, qui diagonale dentro di Isabella Ganzerli, 13-5. Giulia Serra al servizio, qui palla alzata in una zona di campo un po' scoperta, ma c'era Baroni in tuffo salva. Opportunità ancora per Spada, poi il bugger di Baroni per rimandarla dall'altra parte. Altra possibilità con Boi, la legge bene Ganzerli, poi attacca Licciardi e la mette giù per il 14-5. Di Mainas, poi l'attacco di Spada, palla alzata per Licciardi, sceglie il pallonetto, ancora Spada, poi sotto rete il tocco di Baroni, prova ancora Spada, palla a terra, sesto punto per Sublano che rimette dentro Margherita Manconi.
Poi Beatrice Boi, il turno al servizio per la numero 6. Di Ganzelli, poi Baroni, l'alzata sotto rete per Soro, che poi sotto rete è letale come sempre. 15-6. Servizio adesso proprio per Sofia Soro e Giulia Serra, entrate stabilmente nel sestetto iniziale della Serie B2 femminile dell'Alfieri. Fino a questo momento, soprattutto Serra nel corso del primo set, state tra le migliori. Va in qualche modo a reagire anche Sublano, che però lascia un buco al centro, ne approfitta ancora l'Alfieri. Va sul più 10, viaggia sul più 10 adesso. Ancora Sofia Soro alla battuta, eccezione di Garau, poi la palla alzata dall'altra parte per Spada, salva l'Alfieri, no, è stato un doppio tocco, cambio punto, la battuta che torna nella metà campo di Sublano, che forse fa un altro cambio. Entra Valentina Ungari proprio per battere al posto di Giulia Pandori, entrata in campo anche nel corso del primo set, la classe 2008. A farsi sentire il pubblico, è tornato il pubblico a riempire i palazzetti, qui Ungari trova il punto direttamente alla battuta, ace appena entrata per la numero 9. Pubblico che si fa sentire, adesso in particolare quello di Sublano, prova a sostenere la squadra allenata da Abis, poi prima invece l'errore per Ungari dopo l'ace. 17-8, cambio punto, pubblico e tifosi che sono tornati a riempire i palazzetti. Dare ancora più colore e spettacolo a queste finali territoriali che anche per questa stagione, per questo 2022, vi raccontiamo in diretta su Directa Sport. Qui l'attacco sotto rete di Giangrasso, arriva il quarto tocco perché il pallone non è andato dall'altra parte. 9-17, Sublano che rimanda al servizio Elisa Spada. Eccezione di Giulia Serra, poi la palla alzata per Licciardi, attacco di Garau, attenta Usai, palla alzata per Ganzerli e buca il muro di Sublano. 18-9, doppiata adesso Sublano dall'Alfieri. Lisa Licciardi al servizio, out, sotto 10. Carlotta Garau, la battuta adesso per quanto riguarda Sublano. Sezione di Usai, poi la palla alzata per Giulia Serra che piega le mani del muro, trova il punto numero 19. Dentro nuovamente Sofia Soro per l'Alfieri, prima però il time out chiamato da Sublano. Sta soffrendo tantissimo in questo secondo set, sotto
19-10, ci fermiamo anche noi. Amici di Directa Sport, nuovamente in diretta dal palazzetto comunale di Ussara che ospita quest'oggi la finale territoriale FIPAV Cagliari Under 18 femminile tra l'Alfieri Ion Energia di Cagliari e Sporting Club Sublano. L'Alfieri aveva vinto il primo set 25-15 e avanti anche nel secondo 19-10. La reazione dopo il time out Sublano, qui però schiacciata direttamente sulla rete da parte di Margherita Manconi. Alfieri che torna a doppiare la squadra avversaria, 20-10. Pensa Giangrasso. Ancora la numero 14 al servizio, Mainas attenta in ricezione, poi la palazzata per Manconi, stavolta è buona la schiacciata, ma buona anche la difesa dell'Alfieri, buono il muro formato da Muriel Lecker, poi proprio Mura qui va ad alzare nuovamente per Manconi, alla fine riesce a trovare il punto numero 11 per Sublano in questo secondo set. Fuori Valentina Ungari, dentro Giulia Pandori. Cambio tra 2008 per quanto riguarda Sublano. Il numero 23 che torna in campo. Con Lecker la battuta invece per la formazione di Sublano, messa in difficoltà Usai, proprio il libero adesso a mandare il pallone dall'altra parte. Opportunità ancora per Manconi, però ancora sulla rete con il suo tentativo di schiacciata, ritrova il più 10 l'Alfieri con Isabella Ganzerli al servizio. Parabola velenosa salvata da Manconi, spada Bagher lungo dall'altra parte, Baroni, l'alzata per Soro, mani fuori del muro con il 22-11. Forse un altro cambio in casa Alfieri, in casa Sublano, scusate. In questo momento giocato sempre con le solite 6 più libero, variato qualcosina in più invece Sublano, non è bastato però per cambiare l'inerzia di questo secondo set. Alla che colpisce l'arbitro, Alfieri che vola sul 23-11. Lascia uscire giustamente Elisa Spada, out il servizio di Ganzerli, non che torna nella metà campo di Sublano, sotto di 11 questo secondo set. Eccezione di Usai, poi Baroni la alza per Serra, solita tentativo con la mano sinistra, attenzione perché si gioca molto vicino alla rete e alla fine arriva l'errore di Sublano che vale il 24-12. Sono anche i set point a disposizione dell'Alfieri per andare sul 2-0. Giulia Serra al servizio. Eccezione di Manconi, poi palla puntata dall'altra parte ma out.
Finisce così il secondo set, 25-12, l'Alfieri Ion Energia di Cagliari va sul 2-0. Ci fermiamo ancora, poi si torna in diretta da Usana per il terzo set. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Amici di Diretta Sport, ancora in diretta da Usana per le finali territoriali 2022 della FIPAV Cagliari. Alfieri e Sublanu sono sul 2-0, poi i primi due set 25-15 per l'Alfieri, il primo 25-12, anche il secondo totalmente dominato. Il secondo parziale dalla formazione allenata da Andrea Loi cerca la reazione Sublanu con Ollecker al servizio per riprendere le ostilità. Il pallone alzato per Licciardi, gran schiacciata Bagher che va direttamente dall'altra parte. Giangrasso non riesce però a metterla giù al primo tocco, salvataggio di Serra, poi altro tentativo al primo tocco con un'invasione fischiata contro Sublanu. E dai il primo punto anche di questo terzo set all'Alfieri. Il terzo set è da 25. Terina Baroni al servizio adesso per l'Alfieri, errore però di Baroni. Verità sull'1-1. Vantaggio di Usai, poi l'alzata sotto rete per Giangrasso, palleggia qui all'indietro per Serra, l'attacco con le mani fuori del muro di Ganzerli. Avanti 2-1 l'Alfieri. Da Licciardi invece al servizio per formazione cagliaritana.
Palla alzata, gran appunto questo trovato da Margherita Manconi. 2-2. Con la numero 6 che va adesso al servizio. È iniziato bene la partita, abbiamo già ricordato Sublano. L'Alfieri è riuscita a rientrare, a vincere il primo set, a dominare il secondo set. Prova a giocare un altro tipo di aggressività e intensità. Adesso la squadra allenata da Nicolabis, il terzo set. Comando adesso il vantaggio sul 3-2. Di Usai, poi Baroni qui l'alza per Ganzerli, deviazione del muro che facilita in qualche modo poi il bugger di Manconi, deve andare in bugger dall'altra parte, anche Spada, si complica la vita all'Alfieri. Bugger velenosissimo quello di Spada. 4-2 adesso per Sublano. Dopo un secondo set da dimenticare, cerca la reazione d'orgoglio. Margherita Manconi, bugger di Serra, poi l'alzata per Serra, no? Doppio tocco, schiato contro l'Alfieri, forse quello di Giulia Serra, che costringe al time out Andrea Loi sul punteggio di 5-2 per Sublano. Si ritorna dopo il timeout chiamato da Andrea Loi. Alfieri sotto 5-2. Giulia Serra mette giù però il terzo punto dell'Alfieri, che ha vinto i primi due set anche con un buon scarto di 5-15, 25-12. Vanessa Giangrasso al servizio, ricezione di Mainas, l'attacco invece di Carlotta Garau. Baroni la alza per Ganzerli, gran punto il suo. Sono due invece quelli dell'Alfieri dopo il timeout. 5-4. Ancora Giangrasso al servizio, poi palla alzata per il tentativo di Garau, ci prova Serra, mano sinistra, palla che si impenna dopo il tocco del muro, funziona invece il muro dell'Alfieri che pareggia quota 5 questo terzo set. Come era stato anche nel primo set, dopo il timeout un'altra Alfieri. Il bugger per il tentativo che trova il sesto punto dell'Alfieri, ha rimontato dal 5-2 al 6-5. Firma di Ganzerli, una delle più cercate, la numero 18. Caterina Baroni, leggiatrice, formazione under 18 femminile dell'Alfieri. Out nettamente
Servizio stavolta di Giangrasso, nuova parità in questo terzo set a quota 6. Pandori al servizio, bagger di Serra, l'alzata per Soro, poi grande tocco di Olocker che mette in difficoltà Licciardi, torna avanti Sublanu, 7-6, gioca punto a punto questo terzo set. Sublanu che prova a stringere i denti dopo le difficoltà incontrate invece nei primi due set. Ancora Giulia Pandori al servizio, bagger molto basso di Serra, poi la palla è alzata per Ganzerli, si gioca molto vicino alla rete, zona Soro. Nessuno stava andando su quel pallone, altra possibilità per Soro, Murata, grande salvataggio di Usai, stavolta l'alzata è per Serra, cerca un lungo linea, ancora Sublano a lottare, a resistere per non far cadere il pallone a terra, qui addirittura il muro, ma non è finita l'Alfieri con un salvataggio clamoroso per tenere vivo questo scambio. Serra il pallonetto, grande salvataggio anche di Garau, grandissimo scambio tra le due squadre che alla fine si chiude con questo bagger lungo che termina fuori, altra parità, quota 7. Che livello questo terzo set, conferma di quanto fatto dalle due società nei due settori giovanili. L'alzata per la schiacciata lunga di Garau, non c'è deviazione, adesso è l'Alfieri a ritrovare il vantaggio, manda Ganzerli al servizio. Il bagger per la solita Garau, buona eccezione di Usai, poi palla alzata per Serra, lungo linea vincente, Alfieri che va sul +2. Ganzerli, la chiama Manconi, palla alzata per l'attacco centrale di Giulio Mario Lecker. Grande attacco, 9-8. Isa Spada, servizio adesso. Usai, palla alzata sotto rete per Sofia Soro, finisce ancora la centrale dell'Alfieri, 10-8. Turno in battuta adesso per Giulia Serra, capitano, formazione under 18 dell'Alfieri. Mentre la panchina come dirigente accompagnatrice c'è il capitano della prima squadra Elena Gargiulo. L'attacco di Sublanu, Serra, la palleggiatrice come fa in prima squadra, arma benissimo la mano della compagna per l'11-8. E ancora Giulia Serra al servizio. L'Alfieri che cerca la fuga sul +3. Sbaglia, andando la battuta sulla rete Serra, cambio punto. Sublano invece manda in battuta Carlotta Garau. Out il servizio di Garau,
che è caduta molto vicino alla linea, indicata fuori però dagli arbitri. 12-9. Fiassoro, Mainas, con la palla alzata per Manconi che la manda sul nastro, palla che prende un effetto stranissimo e vale il punto numero 10 per Sublano. Adesso con Locker in battuta. Sezione di Serra che poi si sposta, alzata in bagger di Usai, il tentativo di Elisa Licciardi, inutili i tentativi di salvataggio della difesa di Sublano. Nuovo +3 Alfieri sul 13-10. Baroni sbaglia anche lei la battuta, andandola sulla rete come aveva fatto Giulia Serra. Diversi errori adesso al servizio per le due squadre. Elena Mura, battuta per Sublano sul -2 adesso, squadranata da Avis. Buono questo servizio, palla alzata per Usai che però non può attaccare. Solo un bagger della numero 7 che però ha messo in difficoltà Sublano, stavolta più deciso l'attacco con Ganzerli, poi Giangrasso non riesce a spostarsi per facilitare il salvataggio da parte di una compagna. Sublano che trova il -1, 13-12, combattuto ed equilibrato questo terzo set tra Alfieri e Sporting Club Sublano. Giulia Serra, bagger, poi Baroni, l'alzata per Ganzerli che sceglie questa soluzione per andare dall'altra parte. Baroni, poi la chiama Serra, bagger lungo, palla alzata per Manconi, Murata, no? Fischio che va contro Sublano, 14-12. Forse un'invasione fischiata contro la formazione nata da Nicola Abis. L'allenatrice di Sublano Laura Murru, d'altra parte con Andrea Loi, leggenda accompagnatrice della citata Elena Gargiulo, secondo allenatore invece Luigi Ventura. Che per completare il quadro degli staff tecnici delle due formazioni che si stanno contendendo il titolo Under 18 femminile. Il grande pallonetto, grande attacco con la mano sinistra di Giulia Serra, 15-12, nuovo +3. Cambio, casa Sublano, Giulia Pandori lascia il posto ad Elena Ungari. Grande palla alzata per Manconi, Baroni, bagger, può attaccare Serra, cerca il diagonale con la mano sinistra, altro attacco portato da Sublano, salvataggio di Usai, poi ancora Isabel Rosa Ganzerli, 16-12. Sublano qui con qualche difficoltà, 17-12, Alfieri cerca la fuga. Non ha ancora chiamato un time out a memoria Sublano in questo terzo set, giocato punto a punto per gran parte della sfida. Adesso però sul +5 l'Alfieri, fate +6 con l'ace di Elisa Licciardi,
18-12. Chiama adesso il time out a Nicolabis, è obbligatorio con questa situazione di punteggio. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Nuovamente in diretta da Ussana al terzo set, 18-12 il punteggio in favore dell'Alfieri, che aveva vinto anche i primi due, 25-15 e 25-12. Giocato punto a punto in questo terzo set, poi la fuga dell'Alfieri che in modo fortunoso trova un altro ace di Elisa Licciardi, va sul 19-12. Situazione che si fa più che complicata per Sublanu. Una montagna da scalare per provare ad allungare questa finale. Spada, il muro non riesce a rimandarla dall'altra parte, prende ancora uno strano effetto il pallone, cade ancora nella metà campo dell'Alfieri. Ritrova il servizio Sublanu sotto di 6 lunghezze. Eccezione di Usai. Poi Baroni la alza per Serra. Grande schiacciata, grande anche salvataggio della difesa di Sublanu, che però fa passare il pallone dall'esterno della rete per il punto numero 20. La formazione cagliaritana, l'Alfieri a Ionergia. Errore al servizio, un altro errore al servizio per l'Alfieri, stavolta con Vanessa Giangrasso. 24-14. Nuovo cambio punto ancora sul -6 con Elena Ungari, una delle novità questo terzo set per Sublanu. Il nastro sul servizio alla numero 28 per poco non mette in difficoltà l'Alfieri, che adesso può costruire un buon attacco con Sofia Soro. Meglio ancora fa il muro di Sublanu, 20-15, prova a ritrovare con questa giocata anche un po' di energia la squadra di Nicolabis. Ancora Elena Ungari, palla alzata per Serra, che schiaccia con tanta potenza per mettere giù il pallone. Vale il 21-15, vale il +6. Isabel Ganzerli invece adesso per quanto riguarda il turno a servizio. Non benissimo Sublanu, si salva comunque con questo bugger. Palla alzata per Soro, stavolta opta per il pallonetto dopo i muri vincenti di Sublanu. Qui il tentativo di Serra, ancora Sublanu a tenerla viva, ci riprova, semplice palleggio a due mani stavolta per il capitano dell'Alfieri. E a Soro, Baroni la alza per Serra, che stavolta va tutto braccio per il 22-15. Ora che si impenna dopo il tocco del muro. Termina fuori, c'è il cambio libero in casa Sublanu, dentro Ludovica Serra, che è anche il capitano della squadra, al posto di Marica Mainas. 7 punti da recuperare per Sublanu. Qui con qualche secondo di troppo forse Ganzerli
trova l'ace del 23-15. Ancora 2 punti per l'Alfieri per vincere questa finale territoriale, laurearsi campionesse provinciali e accedere poi alle finali regionali. Anche quelle vi racconteremo in diretta su Directa Sport. Oggi la prima Under 19 maschile out, per tempo questo tentativo di Sublano, 24-15 e 9 match point per l'Alfieri per chiudere questa finale territoriale. Spada, ma lei adesso aveva lasciato il pallone a mura, poi palla alzata per Giulia Serra, grande salvataggio di Ludovica Serra, libero entrato per questo finale di terzo set. Giulia Serra manda il pallone sul nastro, poi termina fuori, non c'è stata deviazione della difesa di Sublano, annullato il primo match point. Punteggio che però resta sul 24-16. Elisa Spada al servizio, eccezione di Usai, poi Baroni la alza per Serra, prova a chiuderla lei ma va out. Annullato anche il secondo match point. Restano ancora diversi a disposizione all'Alfieri. 7 per l'esattezza, i 9 iniziali. Bruno che prova comunque a lottare. Usai, Banoni stavolta va da Soro che mette giù il punto decisivo, quello del 25-17, quello del 3-0. L'Alfieri a Io Energia di Cagliari, allenata da Andrea Loi, la squadra campione Under 18 femminile della FIPAV Cagliari 2022. Applausi però anche per Sporting Club Sublano che ha lottato in questa finale, che si chiude così a Ussana tra gli applausi come sempre ad accompagnare le formazioni giovanili. Di cui stiamo continuando a raccontare i successi. Alfieri che accede alle fasi regionali, dunque io ringrazio Francesca Sini per le immagini. Qui da Ussana, da Roberto Carta è tutto. L'appuntamento con la prossima finale territoriale, sempre su Directa Sport.